La manovra finanziaria regionale equivale più di 10 miliardi di euro è pronta per esaminare in sa commissione bilancio. Sa chi da chi intra dunque sa diana deppe scominciare l'iter legislativo de su provvedimento chi in Sardiese inveniente esatta a presentare l'assessore Giuseppe Meloni. Non è una manovra tecnica nana da esaggiunta ma un atto politico. L'obiettivo è de pensare a sorbisonzo desos territorios che in intervento chi previdini de affortiare as politicas sociales e sanitarias, s'istruzione, trasportos, de azzudare as categorias più debiles e demandare ad ennantis un sviluppo infrastrutturale. Che in su bilancio a su secondo mese d'esercizio provvisorio si chiede tancare canto prima, finza sì sostempos tecnicos a richiedere atero rinvioso. E che in s'avvertenzia intradas saperitu un fronte nuovo. Sa giunta di fatti spedita a Stato più di 1 miliardo e 700 milioni di euro, dinare necessario per il bilancio della regione, che non ha accettato la proposta del Ministero dell'Economia di ricevere più di 800 milioni di euro in decannoso. E in sintesi chissà politica regionale straballante, però tancare impresse sa manovra finanziaria e sa riforma funzionale della sanità abbarrana sa scuntierras in merito a sas politicas energeticas che hanno appiessinnau su dibattito del principio di questa legislatura. Non a stentare a ribare sa sentenza della consulta sopra la legittimità della legge moratoria che prevede di firmare pro de che 8 mesi su vravico d'impianto di energia rinnovabile e della legge areas idoneas approvata su Chimbe de Natale 2024 si discute finzas in su partito della presidente Todde, che in sa polemica pesata da europarlamentare Dario Tamburrano del suo Movimento 5 Stelle. Tamburrano accusa sa regione di essere causa Ianna sa rinnovabile, saperinde però a su termovalorizzatore de tossilo e fravicande due rigassificadores. E supra de culto sull'intervento finza sos politico regionale e nazionale de su centrodestra che accusano sa presidente Todde di non essere coerente. Sa senadora del suo movimento, Sabrina Licheri, ha declarato che non sa fa che per una dorsale e che le infrastrutture necessarie a essere spaccasa e necessarie fatta a spezzi prosu gas del comparto industriale. Prosu che per tocca sos impianti rinnovabili in Sardegna, che in sa legge supra as areas idoneas impugnata del suo governo, che in sa proposta del suo ministro pro sos affari regionale Roberto Calderoli, sa presidente Todde su ta linea ta chi sa proposta della regione stu un modello virtuoso de transizione energetica, fondato sopra lo sviluppo sostenibile e a tutela dell'ambiente, del suo territorio, del suo paesaggio e del suo sardos. Sa comunidade de Siniscola para su fronte a sa violenza che impaccu più di un anno ha caionau 46 attentaus incendiarios e dinamitardos. L'ha fatto che in sa presenza de centenar de persone, cittadinos e rappresentantes de associos che risero in prata don migliorisi hanno partecipato a su cusizzo comunale straordinario convocato da su sindaco Gianluigi Varris e appustis a sa professione in sa carriera de sa vita. A su cusizzo comunale hanno piccao parte vinza sor rappresentante desa politica, desa presidente desa regione Alessandra Todde, a sos parlamentares Pietro Pittalis, Emiliano Venu, a sa presidente de Sanci Sardigna Daniela Falcone e a sos sindicor de Pasada e Torpè. Accabau su cussizzu sa presidente a Taddoviau e toccau a mano a su carabinieri e a sa muzzere che arbeschende a prima die de Vrevariu l'hanno posto una bomba su sa macchina e parisi a totus os ater rappresentantes desas istituziones sono andaus in professione o nutraghi de Lucchese per contrastare chi è che fa che rumbra a sa comunidade. E arbeschende a oie una settantina de uomini de sas compagnie de sos carabinieri de Siniscola, Bitti e Terranova hanno mandato ad innantis un'operazione che in perquisizione se posto de controllo e stimpinau un elicottero puru. Inviti a pustir desas tribulias umanas e economicas proneche desas alluviones, arriba su tempus de torrare a sa normalidade, centus miliones de euro pro rende sa vida più sicura e a casazadora. 20 miliones lor sono già spendendo in cantieri già operativos in tutto su territorio comunale e a teros 80 hanno arribare in sos annos invenientes. Un bellu tanto de dinare provacere sa cosa bene e dare un assento nuovo a sa vida. Pro tempur me da bitti e
questi sta mescamente un locu de pastores e galuoie de importu pros economia sua e di fatti si besperi un piano straordinario de 3 milioni di euro pros la viabilità rurale. Sa priorità a barrata ponere in sicurezza sa zona prus criticas isperder da esabba orrorosa desas ultimas 2 alluviones, ma bisogna peri uno scantiere dedicato su decoro urbano a ammaniare, a fortiare servizi importanti in sorduor museos. Cantieri si aperto finza in sari sportiva attrezzata, propodes praticare prusi sport in pru de su futbalu e si trabica sa vide in custardiese si viete bene su chi è scapitande e su chi ha a diventare in su tempus e si carchi impeigu lupattinis or cittadinos e legittimo pesande chi sono tutto cosa chi si va che ne pro mezz'orare. Sa Sardegna, che a dier de oie si può vantare d'essere una regione de centenarios, proneche desa mancanza de dottores e desa difficoltades assicurare pros alfartas de su sistema sanitario sardo arrisca de perdere custu vantu puru. Genetica, ambiente, dieta mediterranea e un stile di vita sano oramai non bastano a prusu. Pro vivere più de 100 anni bicchiere un adeguamento tecnologico. E sopra questo tema, Sardegna Chircasa promuoviu in Tattari un dibattito che in espertos in tele medichina e impresas no ad horas pro dare rispostas a sa sanidade mezzana che semus connoschende. Es preciso informare sos imprenditores supra sas tecnologias plus modernas chi rechieden sempre de prusu in campo sanitario. S'intelligenza artificiale podete si est impreada bene mudare medas in onde su tottu sa manera pro mandare ad innanti studios clinicos, diagnosi, trattamentos e curas. A pustir desar derrotas che in su Torino e che in sa Lazio su Castello torratas a Unipol Domus che in su obiettivo deve lanzare 3 puntos necessari per si salvare. Crasa sa strese in domo de su Castello a arrivare un parma in difficoltà di chi però potete essere pericoloso. Si squadra allenata da Fabio Pecchia non è esposta bene, 8 partias perdias in sa ultima 3 e de che 8 puntos perdi ormogende da una situazione de vantaggio. Davide Nicola Lischiti che si per mantenere sa concentrazione e sazza. Su Parma a postir des imporda che in su Lecce sa colà una chida tribulata, ma s'amministratore delegao Federico Cherubini ha provato a rivestire animo pedinde mentalitade e unidade prosichistresiare dai su terzultimo posto in classifica. Su Castello crarde per boccare sazza, mostrare abistesa, coro e malesa agonistica puru. Nicolata puntare a su modulo battoro 1-1. A toccare a Coman puru a fa che sa differenza bisogna deviere sia a giocare dai diretto o sia a entrare in campo i sinteri desa partia. In panchina si torna a biere Vinzas a zitto Luvumbo pronto a tornare a sa normalità di appustir de belle 2 mesi de paso. S'arbitro desa partia a essere Marco Di Bello desa sezione de Brindisi.